Credo di lasciare una CGIL più forte di quella che era 4 anni fa, più radicata, più presente nel territorio, mantenendo anche la propria presenza in tutti i luoghi di lavoro. Ugo Agiollo lascia la guida della CGIL veneziana al termine di 4 anni intensi, segnati dal Covid e dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Crisi che, secondo il sindacato, hanno allargato il divario economico, innescando nuovi processi di impoverimento e di difficoltà sociale, in una situazione di partenza peraltro già critica. Questo territorio sta da un lato perdendo la propria vocazione industriale, è sempre più, parlo di tutta la provincia, investito dal fenomeno turistico ed è sempre più investito dal fenomeno della precarietà, in particolare per i giovani, oltre che fenomeni che hanno a che fare anche con l'illegalità. Vedi i processi che sono in corso a Eraclea, quello sul Tronchetto e per quanto ci riguarda in particolare anche quello sulla Fincantieri. Nel veneziano la CGIL conta più di 73.000 iscritti che si sono preparati al congresso di Mestre attraverso 782 assemblee in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati e nelle leghe dei pensionati, in un territorio la cui economia è segnata sempre più da un'unica voce. Il turismo è certamente una fonte di ricchezza e di lavoro per il territorio di Venezia, nessuno mette in discussione questo. Il problema è che il turismo sta creando, proprio perché non programmato e non gestito, una serie di altri fenomeni che hanno a che fare con un lavoro precario, con un lavoro povero, al di là di quello che si dice, e dall'altro anche con situazioni di vivibilità difficili per quelli che sono gli abitanti di questo territorio, in particolare della città d'Acqua.